specificità della nostra lista, perché non credo che nessuno abbia un sindaco di 75 anni che fa ancora i campionati internazionali, che nello sport, insomma, credo di essere abbastanza imbattibile, che nella cultura, sono al 7° anno del premio letterario, l'ho fatto tutta la vita e tutti mi stanno seguendo, e nel sociale, a partire dai 4 anni di assessorato, è stato sempre un punto focale della mia vita. Quindi con me sono tutti d'accordo, io sono una di loro, dico sempre siamo pari, solo che uno deve fare candidato sindaco, se no io li vorrei tutti. In pratica siamo tutti candidati a dirigere, a migliorare, a programmare una Massano viva, che sia veramente dalle periferie al centro, perché noi vogliamo un centro storico abbinato alle rive del fiume, che siano proprio rivitalizzate, vogliamo cultura, vogliamo soprattutto innovazione su tutti i campi e i punti che abbiamo 14 punti nel nostro programma, su tutti questi ci sarà una grande attenzione perché non ci si limiti a cartacei o a cose che restano, quando vai fuori dalla porta la chiudi e finisce tutto, cioè noi vogliamo entrare nelle case che possano essere messe al corrente gli anziani, i meno anziani e i giovani. E spero anche di poter riattivare, penso che anche il consigliere Bobo Sartore mi darà una mano, quel magnifico osservatorio che allora si chiamava provinciale sulle politiche sociali, perché intendo coinvolgere l'ULSS, i comuni, e una cosa importante che faremo da bel principio, se siamo eletti, faremo un accordo con tutti i comuni limitrofi, perché per attingere i famosi fondi europei che purtroppo restano lì tutto l'anno e se li prendono la Merkel, la Francia, la Spagna, perché non ci rimettono via per l'anno dopo, quindi e gli italiani non li usano, insomma essere bauchi fino a questo punto no. Quindi io come assessore a Vicenza ho lavorato e ho attinto molto, però penso che possiamo farlo benissimo qua. Quindi rapporto con i comuni, un rapporto specialissimo ai ragazzi, qua lo sanno tutti, con i 23 quartieri, tanto che vorremmo, abbiamo inventato anche una bella cosa, che i presidenti di quartieri, siccome vengono eletti dai cittadini proprio più ristretti, vengano o al consiglio o alle commissioni, concedendo loro un gettone al pari di un consigliere, perché i consiglieri sono eletti dai bassanesi, questi ancora di più vicini vogliamo alla specificità del singolo quartiere. Quindi queste sono le cose importanti. Ho tralasciato qualcosa? Voi, perché adesso noi facciamo tutti martedì, faremo serate a tema sui capitoli che abbiamo messo in programma, li sviluppiamo in maniera che ci sia. Io propongo questo, ma come lo faccio? Con questo. Perché se io dico faccio questo, questo, questo e questo, sono pari a tutti gli altri che faccio bla bla. Quindi io dico provo a fare quest'opera qua, però guarda, ecco, la risorsa è questa. Questo insomma è il nostro programma. Spero, se volete farmi altre domande, farle ai ragazzi. Ecco, ci sono 6 ragazzi appena ventenni e poco più, poi ci sono dei quarantenni, qualche cinquantenne e un nonno vigile che manca, che è però un maestro artigiano, che andrà, perché noi abbiamo in mente che il Bonaguro diventi il fulcro dell'artigianato bassanese. Abbiamo dei tesori stupendi da rivalutare, però sapete cosa? Un'altra cosa vorrei fare, siccome io sono cattolica e loro credo di sì, sono cattolici tutti, non ho mai chiesto, allora io vorrei fare un percorso anche per i turisti come si chiamano quelli che vengono a Mordi e Fuggi, anche per quelli, che ci sia un percorso delle chiese, 4-5 chiese più belle che sono patrimoni artistici, ma sono patrimoni di culto, ma sono però stringati, che per esempio si vada giù alla Magnan, che c'è quella dei frati, c'è un capolavoro di una pittura, alla Trinità, ecco, toccando senza voler far vedere tutto, perché purtroppo anche la settimana da sta qua non ce l'ha nessuno, vista l'economia che gira. Quindi dobbiamo accontentarci di questo turismo mordi e fuggi, però il nostro proposito è farlo diventare mordi poco e resta tanto. E un'altra cosa vogliamo fare, promettere più che fare, perché bisogna vedere che non si muova foglia senza che il cittadino lo voglia, cioè mettere il cittadino
veramente in prima persona, che non cali niente dall'alto, insomma, ecco. Quindi piedi per terra, razionalità, buona volontà, professionalità, competenze diverse e basta, abbiamo detto tante cose. Adesso passo la parola alla stampa. Grazie.